Con le vaccinazioni a circa 200 residenti ultra cinquantenni è stato attivato il quarto centro vaccinale dell'ULSS 4 Veneto Orientale. È situato al Palexpo Mar di Via Aldo Moro ed è stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Presenti tra gli altri all'apertura il direttore generale e il sindaco. Può ospitare fino a un massimo di 10 linee di vaccinazione. Ogni linea di vaccinazione può fare fino a 20 vaccini all'ora, quindi alla massima produttività si possono fare 200 vaccini all'ora. Quindi in una giornata si può arrivare anche a 2000 vaccini. Abbiamo un piano innanzitutto formulato per gli operatori del comparto turistico che sono nella nostra costa 60.000 circa. E quindi il piano prevede che in poche settimane riusciamo a vaccinare tutti nel momento in cui ci sarà l'indicazione di partire. All'interno del palazzetto c'è un percorso di ingresso dedicato. Accettazione, postazioni per la consegna delle schede per l'anamnesi e per il colloquio con il medico. Le 5 postazioni allestite per l'inoculazione del siero e un'area attrezzata con posti a sedere per accogliere chi deve stazionare. Era importante per la città di Caorle realizzare il centro di vaccinazione della popolazione, anzitutto come servizio di prossimità in materia di prevenzione ai nostri cittadini residenti, ma anche poi poter garantire sia agli operatori turistici non appena sarà possibile e anche agli ospiti non appena lo Stato avrà dato indicazioni alla Regione e la Regione alle ULSS e la ULSS a noi di poter garantire il servizio di vaccinazione sul territorio anche ai nostri ospiti. Intanto la situazione contagi nel territorio sta migliorando. Oggi abbiamo circa 400 positivi in tutto il territorio, quindi è un valore molto contenuto rispetto alle settimane precedenti, quindi siamo assolutamente ottimisti da questo punto di vista, quindi ci avviciniamo alla stagione estiva e stiamo in progressiva riduzione di quelli che sono i contagi. Possiamo prevedere che con i primi di giugno potremo chiudere il Covid Hospital e ripartire con le attività ordinarie in ospedale a Jesolo.